Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci qui amici, anche in questa puntata vi racconteremo delle curiosità storiche, artistiche e culturali legate al nostro Duomo Vecchio. La storia di un personaggio illustre della città di Brescia è legata a quella del Duomo Vecchio. Parliamo di Niccolò Tartaglia, celebre matematico a cui dobbiamo il triangolo di Tartaglia e la scoperta della risoluzione algebrica delle equazioni di terzo grado. Il suo vero nome era Niccolò Fontana e nel 1512, durante il terribile saccheggio di Brescia ad opera delle truppe francesi di Gaston de Foix, quando era soltanto un ragazzino, cercò rifugio con la madre e la sorella all'interno del Duomo Vecchio. Durante la fuga però fu ferito al palato da un soldato e da quel giorno non fu più in grado di parlare senza farfugliare. Da qui il suo soprannome Tartaglia. Dai, e allora? Dai, desmedde ardasso il fic, guarda che ardasso il fic. Ciao, Ciao. bresciano? No, naturalizzato da 5 anni. Senti, di dove sei? Calabria, Calabria, che zona della Calabria? Crotone. Crotone. Al mare quest'estate? Ovvio, un mese non me lo toglie Un nessuno. mese, disgraziato. Come ti chiami? Andrea, Andrea il calabrese. Ardasso il fic. Che vuol dire ardasso il fic? Ardal vuol dire guarda, questo lo so. Da quanto tempo stai a Brescia? 5 anni. Ardal vuol dire guarda. E Guardale. Ti hanno già istruito su questo. Sul fic. Solfic in soffitto. No, il fic. Fic. Il frutto. Ah, guarda il frutto. Il fic, che frutto è il fic? Ah, il fico. La Ok. persona che guarda sul fico. Così. Secondo te che tipo di persona è? Un po' un babbeo, così, diciamo Il calabrese ha fatto gol! Chi è quella persona che la arda sul fico? Che tipo di persona è? Logico che niente fa, secondo me, arriverà a stare insieme al disputa con niente fa, verde insieme, verde il fic, sperando che la ria sua sorella, magari. Guardare sul fico? Chi è quella persona che guarda sul fico, secondo lei? Che tipo di persona è? Non saprei. La arda sul fic è perché? Non fa niente. Lei è impegnata invece, vero? Sì. Sta perdendo la figlia forse. Corriamo. Sì. Grazie. Grazie a voi. Ardasso il fic. Sul fic. Guardare sul fic, ma non so cosa significa. Manuela inquadra questo signore che è l'autore del tranello. Questa persona è autore del tranello ai danni di questo amico. Bresciano, io sono bresciano. Il signore dice: io sono bresciano, però intervista l'amico mio che è toscano per metterlo in difficoltà. Ha begli amici, eh? Sono ancora un po' toscano, per il vero sono stato adottato da Brescia da circa 50 anni. Quindi da 50 anni che sta a Brescia. Tutto sommato, diciamo, mi trovo bene. Lei è il signor? Io mi chiamo Renzo Dattoma e abito giusto a Brescia. Sono un ex di ufficio pubblico e per il vero adesso sono in pensione, ma tutto sommato ho trovato anche il sistema per rimanere in allenamento sia mentale che fisico. Certo, va a spasso con le persone giuste. Sì, di fatto non bisogna mai mollare, perché altrimenti uno perde la capacità intellettuali, intellettive e anche quelle fisiche. Beh, l'insegnamento allarga il campo sugli amici, Manu allarga il campo, però la domanda la facciamo a lui che è davvero molto gentile e distinto, le faccio i complimenti. Ardasso il fic, chi è quella persona che la ardasso il fic? Cioè che tipo di persona è, come è messa? Beh, non intendo bene cosa voglia dire guardare sul fico, sicuramente forse è guardare al di là di quello che è la normalità, immagino. E di conseguenza mi piace anche questo per approfondire l'argomento, in quanto approfondendo e conoscendo in aggiunta a quello che già uno sa è già un qualcosa di positivo. Arda, che vuol dire arda? Guarda, Non conosco il dialetto, lo sa meglio di me. Guardare sul fic. dal fico? Sul fic, Sul fico. Bene, e la persona che guarda sul fico che tipo di persona è? Com'è? Spensierata. 7,5, brava. Questa che è una bimba, no, è una bambolotta. Guardare sul fico, ovvero rimanere lì mezzo rimbambito. Speriamo di non avervi rimbambito in questi 5 minuti. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti, arrivederci. Centro anch'io.